Allora, dottoressa, mi racconti un po' qualcosa di lei? Io Va vedo che bene. lei è laureata in ingegneria. Allora, chiamo Linda, ho 25 anni. Un colloquio di lavoro che si realizza su internet, su BIP, il sito della prima fiera internazionale del lavoro online, nata a Bologna. Basta un computer, una webcam e l'invio di un curriculum. E per laureandi o neolaureati sarà più facile trovare un impiego, inviando le domande di lavoro senza spostarsi da casa. Non vuole sostituire quello che già esiste, vuole dare un canale nuovo e attraverso le video chat può essere un modo diverso per incontrarsi e soprattutto un'opportunità per quanti per esempio non possono sostenere le spese di una trasferta per un colloquio. Ci sono i padiglioni fieristici, anch'essi virtuali, che ospitano oltre 85 aziende divise per settori e 72 università italiane che vogliono aiutare i propri studenti. Lei da dove è collegata? Da casa, più pratico di così, un colloquio da casa è molto carino e veloce. Sono oltre 30.000 i candidati da 110 lode che si sono collegati con le aziende. Ringrazio per il suo tempo e le dico che la sua candidatura per noi potrebbe essere interessante. Una fiera che ha raggiunto gli studenti e i laureati in ogni parte del mondo, dall'Australia all'America. Appena connessi, lui ci ha salutato e ci ha detto: oh, piacere di conoscervi, qui sono le 3, quindi mi sono vestito di tutto punto e Sì, con la cravatta. anche con la cravatta, quindi preparatissimo, anche se poi a Berkeley erano le 3 di notte.